in rivolta di fronte al prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i debiti degli enti in dissesto, sdegno per i 12 miliardi destinati a Roma. Discussione delle schede ospedaliere in quinta commissione regionale. Nella Marca i timori sono soprattutto per i tagli ai posti letto generalisti all'ospedale di Castelfranco. Inchiesta Mose, la Guardia di Finanza ha scoperto i fondi neri di Giancarlo Galano e di altri imprenditori veneti, dalla Svizzera a Panama alla Croazia, maxi sequestro da 12 milioni di euro, 6 indagati. Crack delle banche venete, spulciando nel DEF si scopre che i fondi per il ristoro dei truffati sono stati dimezzati, la rabbia dei risparmiatori. Eseguita l'autopsia sul corpicino del bimbo di 2 mesi morto in culla Conegliano, stroncato da una crisi respiratoria acuta, ma l'origine saranno gli esami di laboratorio a cercare di stabilirla. Castelfranco, al via la campagna di sostituzione dei contatori dell'energia elettrica, 17.000 i cittadini che saranno contattati, l'appello del comune, occhio alle truffe. Torna la neve sul Monte Grappa, dove i fiocchi sono scesi dalla notte fino alla tarda mattinata. Le previsioni non annunciano nulla di buono per il Ponte delle Palme. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la rivolta delle amministrazioni comunali trevigiane e venete di fronte al prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i debiti degli enti in dissesto, sdegno per i 12 miliardi destinati a Roma. C'è sempre la preoccupazione che le ragioni dei comuni che rispettano le regole, che si comportano bene, che sono virtuosi, non vengano rispettate, mentre vengano premiati sempre quelli che non le rispettano, che accumulano debito e che poi si trovano in difficoltà. Prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i bilanci degli enti locali in dissesto, amministrazioni di Casa Nostra in rivolta, e sul piatto non ci sono solo i 12 miliardi stanziati per il Comune di Roma, che hanno fatto trasalire i sindaci leghisti esplosi in commenti di ogni tipo sui social network. A Sant'Artemio l'associazione dei comuni ha riunito tecnici e amministratori per parlare del rischio di socializzazione, dice la presidente Barazza, delle perdite. Devono essere introdotti dei meccanismi che una volta per tutte tengano in considerazione e non tocchino le risorse di coloro che hanno rispettato le regole. Questo non deve essere fatto. C'è una domanda di fondo. Siamo una repubblica dove tutti sono uguali, dove tutti siamo messi sullo stesso livello? Non credo. In Veneto il dissesto praticamente non esiste, lo ha rimarcato anche il governatore Luca Zaia in Commissione Questioni Regionali parlando di autonomia, ma in Sicilia interessa il 50% dei municipi, in Campania il 34%. Di fronte a questa oculatezza e attenzione dei nostri amministratori, sindaci, regione, amministrazione regionale eccetera, non può esserci che sdegno nel vedere che in alcune parti del territorio si continua a perpetuare questo tipo di soluzioni, che sono quelli arriverà qualcuno e pagherà il nostro debito, no? Non esiste che paghino i sindaci veneti o il territorio veneto debiti che vengono perpetuati ormai da decenni su territori ormai conosciuti. Coloro i quali hanno creato un buco importante hanno la possibilità di ripianarlo con piani di rientro territoriali. Emblematico il caso di Roma. È stato un fulmine a ciel sereno, perché andare a pescare dal Fondo di solidarietà per aiutare altri comuni, questo un po' lascia ferite a noi, perché già facendo i sindaci non è facile e non ci mettiamo nessuna medaglia sul petto, ma bensì sono solo cicatrici. Se poi addirittura facciamo di tutto per essere virtuosi, per rispettare i pareggi di bilancio, e questo poi fa venire il mal di pancia ai cittadini perché non vedo opere sul territorio, e poi ci arriva anche questa ennesima alzata, non è simpatico. Se lo Stato vuol in qualche modo aiutare Roma, non si venga a pescare in quel fondo che è fatto delle risorse di tutti i comuni. Il futuro della sanità, oggi in commissione le nuove schede ospedaliere per la Marca, a preoccupare soprattutto il futuro dell'ospedale di Castelfranco. Le nuove schede ospedaliere, con la riorganizzazione completa della sanità veneta, così come voluta dalla Giunta di Palazzo Balbi, sono arrivate in quinta commissione, con le audizioni dei direttori generali delle ULS, la conferenza dei sindaci e sindacati, e quella che si prospetta sembra essere una dura lotta. Per la provincia di Treviso a suscitare le perplessità dei cittadini, e non solo, è soprattutto il caso di Castelfranco, con il declassamento dell'ospedale. Il rafforzamento dello IOV, è la critica che viene mossa, non deve avvenire a
scapito di altri reparti generalisti come le chirurgie, che perderebbero oltre 100 posti letto, spiega l'assessore regionale alla sanità Lanzarin. Noi non vogliamo e non possiamo penalizzare nessun territorio, soprattutto l'utenza, quando parliamo di sanità e di salute. È chiaro che oggi dobbiamo riorganizzare in base, e ci ripetiamo, ai numeri e ai parametri del DM70 del 2015, in base a quelle che sono le esigenze, all'evoluzione che c'è stato nel campo sanitario e della medicina, e oggi ahimè anche un altro problema che noi dobbiamo affrontare è quello della carenza dei medici. Attaccano le opposizioni. Come stanno le cose ce lo stanno raccontando i cittadini, i comitati, ma anche i professionisti, i sindacati dei medici, le associazioni di volontariato. Noi in questo mese abbiamo incontrato davvero molti di questi protagonisti della sanità di tutti i giorni, ed è la situazione molto diversa da come ci viene raccontata. E sulla specifica situazione del San Giacomo è intervenuto il direttore generale dell'ULSS 2. È un ospedale a due gambe, Montebelluna, Castelfranco, col supporto del ROV che farà l'area chirurgica, che seguirà l'area della gastroenterologia, dell'urologia e dell'oncoematologia e la chirurgia generale. Io credo che comunque la risposta ai cittadini riusciremo a darla in toto. Mose, la Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto i fondi neri dell'ex governatore Giancarlo Galan e di imprenditori veneti con un maxi sequestro da 12 milioni di euro. 12 milioni e 300 mila euro che sono stati oggi oggetto di sequestro e costituiscono il profitto del reato di riciclaggio e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Abbiamo acquisito disponibilità finanziarie, quindi conti correnti, quote di società, immobili e autoletture. Tutto è iniziato dallo scandalo Mose. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del GIP all'esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura. Secondo la Finanza, i soldi derivano in parte dal reinvestimento all'estero dei proventi della corruzione realizzata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nella ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle tangenti prese da Galan e accertate nel processo del Mose abbiamo ricostruito come parte di queste somme erano state intestate fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e parte di queste confluite su conti svizzeri per poi approdare in un conto a Zagabria. 6 gli indagati, tra cui membri dello studio commercialista padovano, padre e figlio Penso, Venuti e la moglie. Parte della quota di una società si chiama Adria Infrastrutture, oggetto di illecita d'azione nell'ambito del Mose, era stata intestata fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e lo stesso studio commerciale aveva prestato propri strumenti finanziari e la propria consulenza per far confluire oltre 1,5 milioni su conti nella disponibilità dello studio in Svizzera e intestati a società panamensi e in paradisi fiscali per poi, come dicevo, farli confluire in Croazia. Durante le indagini finanziarie hanno fatto anche un'altra scoperta che vede al centro imprenditori, soprattutto veneti, e gli altri 2 indagati, Filippo Sammartino e Bruno De Boccard, professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro. Nel corso della perquisizione degli uffici di una società fiduciaria di un professionista svizzero abbiamo acquisito non soltanto le prove della intermediazione illecita nei confronti di Galano, ma anche che questi soggetti avevano nella disponibilità una lista di imprenditori veneti i quali si erano rivolti a costoro per schermare la loro disponibilità. I professionisti avevano quindi si erano rivolti al pubblico italiano, messo a disposizione questa intestazione fittizia relativa a società ubicate in Nicaragua, a Panama, alle Bahamas, a Curaçao, e tramite questa gli imprenditori continuavano a gestire somme, tanto è vero che parte degli investimenti effettuati sono stati utilizzati per acquistare immobili industriali nel Padovano e anche a Dubai. Crack delle banche popolari venete, il DEF avrebbe dimezzato il fondo destinato al ristoro dei risparmiatori truffati. Sentiamo. Odissea dei tempi moderni. Oggi il DEF, come un fulmine a ciel sereno, è deflagrante. A pagina 128 il documento prevede che del 1,5 miliardi di euro destinati ai risparmiatori rimarrà la metà, 750 milioni. Senza parole è la reazione delle vittime del crack delle popolari venete, un vulcano che si carica e che presto potrebbe esplodere. E dire che solo lunedì il Premier aveva convocato a Roma i risparmiatori per proporre un accordo messo ai voti. 17 associazioni su 19 avevano detto sì.
Il giorno dopo il governo doveva varare la norma e a seguire i decreti attuativi in modo da procedere in tempi brevissimi con i risarcimenti, ma si è bloccato tutto. A questo punto restano tante domande e poche risposte. Perché il Premier ha convocato a Roma i risparmiatori per proporgli un piano e poi, una volta incassata l'approvazione della maggioranza, non se n'è fatto più niente? Allora il giretto a Roma a che è servito? È servito a perdere tempo ancora, perché tutti hanno fatto perdere tempo e la gente non ha tempo e i soldi se ne vanno. I soldi se ne vanno, bisognerebbe far partire i risarcimenti, ma Di Maio continua a sostenere che se non si concorda il metodo con i risparmiatori non se ne fa nulla, eppure l'accordo c'è già, con il voto favorevole di 17 associazioni su 19, a meno che Di Maio non voglia l'unanimità. In tal caso, le due associazioni che si sono opposte all'accordo, secondo il Movimento 5 Stelle, hanno il diritto di veto? Dov'è la democrazia? Dov'è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Intanto, a forza di attendere, restano 75 milioni per il 2019, 325 per l'anno prossimo e 425 per il 2021. Ma tutto è bloccato finché non si trova la formula magica, con il Movimento 5 Stelle che continua a insistere sul risarcimento diretto a tutti, senza distinzioni, pur sapendo che l'arbitrato serve a distinguere chi è stato truffato e chi no, e che l'Europa ha già dato il via libera ai ristori senza arbitrato per il 90% dei risparmiatori, ossia per chi abbia un reddito fino ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Perché perdere altro tempo? Lo stesso Salvini, di fronte a queste frenate, sembra molto irritato. Hai messo 1,5 miliardi a bilancio, se non lo usi, cosa l'hai messo a bilancio a fare? Quindi conto che il Presidente del Consiglio ha detto faccio io, faccia. Così parlò Salvini venerdì, a una settimana di distanza. Se possibile è stato fatto addirittura un passo indietro, con soltanto due associazioni che dicono no all'accordo, con Di Maio che frena e con il DEF che ha dimezzato le risorse per i risarcimenti. Lo dicevamo all'inizio, odissea dei tempi moderni. Per caso vi state chiedendo di chi sia la colpa? Ma di Odisseo, naturalmente. Sì, Odisseo, che significa nessuno. E sulla questione sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Di male in peggio questa tragedia dei risparmiatori truffati dalle banche. Domenica scorsa era stato raggiunto un accordo, come avevamo riferito, con il ministro Tria, e la soluzione era quella del doppio binario: subito i soldi ai truffati che hanno un reddito di 35.000 euro e un patrimonio non superiore ai 100.000, patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro, e per tutti gli altri un arbitrato per decidere di caso in caso. Questa era la linea che aveva vinto. Insorgono due delle 17 associazioni che non hanno firmato questo accordo. Di Maio prende subito le parti di una di queste associazioni in particolare, dice che se non c'è l'accordo di tutte le associazioni non si va da nessuna parte, salta tutto, addirittura ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico, e siamo finiti, diciamo, dalla padella nella brace, perché nel frattempo cosa è successo? Nelle more il fondo da 1.500 milioni è stato dimezzato e ovviamente i tempi a questo punto si allungano, perché è una situazione di nuovo di stallo, con Salvini che non sa bene cosa fare, che comunque non è d'accordo con il ministro Tria, che però vuole dare i soldi a tutti. Insomma, come al solito, una vicenda meramente politica, uno scontro tra il ministro Tria e questi due vicepremier, e chi ci va di mezzo sono i disperati, le persone che hanno perso tutto, 210.000 risparmiatori che speravano in una conclusione positiva di questa catastrofe. Per le beghe politiche, per questioni di puntiglio, per ripicche, per personalismi, per i soliti protagonismi che vediamo tra i due Dioscuri in questi ultimi anni, salta l'accordo e queste persone finiscono nuovamente
sul lastrico, sono senza soldi, sono senza risorse, sono alla disperazione. Cosa facciamo? Prendiamo i 12 milioni sequestrati, trovati, il tesoretto di Galan dalle tangenti del Mose e li diamo a loro? Trovino queste risorse, ci sono le risorse, lo dice sempre Patrizio Miatello nelle nostre trasmissioni, e ristorino queste persone che sono state imbrogliate, ingannate dai vertici delle banche più importanti del Veneto, che hanno diritto di riavere quanto hanno perso, quanto è stato loro sottratto. Anche il presidente Zaia, che giustamente si tiene al di fuori di questa mischia, dica la sua, intervenga perché queste persone vengano salvate. A Castelfranco ora al via la campagna di sostituzione dei contatori dell'elettricità, l'appello del comune: occhio alle truffe. Nuovi contatori per l'energia elettrica per 17.000 cittadini di Castelfranco. Al via la campagna di installazione con i cosiddetti contatori intelligenti, che consentiranno tra l'altro di monitorare in tempo reale i consumi della propria abitazione. Il timore è che qualche malintenzionato possa approfittare di una così vasta campagna di lavori per intrufolarsi nelle case e mettere a segno delle truffe. Per evitare questo c'è stato un vertice tra comune, polizia locale, carabinieri e tecnici della società. Per prendere atto di come partirà questa campagna di sostituzione. Sono ben 17.000 le famiglie interessate a Castelfranco Veneto, e quindi approfitto di questa occasione anche per informare la cittadinanza che vi saranno degli operatori sul territorio per la sostituzione di questi contatori, ma forniti di tesserino di tutti gli strumenti utili per essere identificati. L'appello ai cittadini, in particolare agli anziani, è comunque quello di prestare la massima attenzione e in questo, come in tutti gli altri casi di chi si presenta alla porta, non abbassare la guardia. Se c'è qualche dubbio o qualche cosa che non torna, non aprite, non mettetevi a disposizione, chiamate la polizia locale piuttosto che i carabinieri di Castelfranco Veneto e vi confermeranno se il vostro contatore lo stanno sostituendo e se gli operatori che vi si presentano a casa vostra sono effettivamente coloro deputati a questo tipo di intervento. Canoniche e chiese svaligiate dai ladri, accade a Trevignano. Sono entrati in canonica. Sono entrati in canonica e dentro nell'abitazione non hanno toccato niente, sono entrati e sono venuti qui all'oratorio. Non c'è pace a Trevignano. I furti ai danni di esercizi commerciali ed abitazioni sono numerosi da tempo, ma ora ad essere prese di mira sono le chiese e le canoniche. Nell'ultimo anno tutte e 4 le parrocchie presenti nel comune sono state preda di furti che hanno talvolta creato danni consistenti. L'ultimo furto è avvenuto nel garage della canonica dei Falzè di Trevignano, dove sono state rubate delle biciclette. Per Don Silvio Caterino, parroco di Trevignano e Falzè, che ha deciso di scrivere la sua preoccupazione anche sui social, la situazione è tutt'altro che tranquilla. Allora io ho espresso semplicemente una preoccupazione che è quella di aver constatato che in 6 mesi abbiamo avuto nelle nostre 4 chiese della collaborazione pastorale di Trevignano 6 furti. L'ultimo ieri pomeriggio sono state rubate delle biciclette e questa è una questione anche molto minimale se vogliamo. Preoccupa un po' il fatto che ultimamente le canoniche vengono prese di mira e vengono fatti dei danni e in alcuni casi vengono fatti anche dei furti. In meno di un anno, ci ha detto Don Silvio, dopo il furto del cuore della statua della Madonna del Carmine, i ladri hanno rubato e fatto danni in canonica Falzè, rubato 2 volte in canonica Signoressa, a Musano ha fatto danni alla canonica e rubato nella sacrestia, per finire con i danni alla canonica di Trevignano 20 giorni fa. Per i residenti e i fedeli la misura è colma. C'è andato di sentimento perché no, non si vede niente, non ho fatto manco e non vedo niente. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca, ancora un episodio di furto di un Rolex con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. È accaduto questa mattina in via Mantiero nel quartiere di San Liberale. Vittima un uomo che passeggiava con il proprio cane. Mentre il signore si è abbassato per raccogliere i bisogni del cagnolino, gli si è avvicinata una ragazza, era vestita in modo elegante, truccata e parlava con accento spagnolo. Fin
fingendo di conoscerlo, la giovane l'ha abbracciato, sfilandogli dal polso il prezioso orologio. Quando l'uomo se n'è accorto era ormai troppo tardi, indaga la polizia. Ed indaga per omicidio colposo la procura di Treviso rispetto alla morte di un bimbo di 2 mesi avvenuta qualche giorno fa a Conegliano. Oggi è stata eseguita l'autopsia. Ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo la procura di Treviso sul caso del neonato di 2 mesi di Conegliano morto in culla la notte tra il 5 e il 6 aprile apparentemente per un rigurgito. La famiglia ha presentato un esposto. Il giorno prima il piccolo era stato sottoposto alle vaccinazioni di prassi esavalente e pneumococco. La notte seguente il dramma. I genitori, distrutti dal dolore, vogliono capire se ci sia stata una correlazione tra la somministrazione del siero vaccinale e il decesso del bambino. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola per l'affidamento dell'incarico ha scelto l'anatomopatologo Antonello Cirnelli, che questa mattina ha eseguito l'autopsia. Crisi respiratoria acuta è la prima ipotesi del dottor Cirnelli, uscito da poche ore dalla sala operatoria. Cosa l'abbia creata non è ancora evidente. Solo fra 90 giorni, con i primi esiti delle indagini microscopiche e molecolari provenienti dai laboratori, si potrà avere certezza delle cause del decesso improvviso e dare una risposta ai sospetti dei familiari. I genitori, una coppia di origini ghanesi da anni in Italia che ha già 2 figli di 13 e 3 anni, hanno raccontato che il bimbo stava bene al ritorno dalla vaccinazione. I medici tendono ad escludere una correlazione con il decesso avvenuto da lì a poche ore, ma papà e mamma vogliono andare fino in fondo. Ha bloccato a terra per quasi 24 ore tutti i passeggeri di un volo Ryanair per Bruxelles il fulmine che ha colpito uno degli aerei atterrato ieri sera al Canova. Il decollo era previsto per le 19:55, invece solo oggi alle 15:30 i passeggeri sono riusciti a ripartire. Inevitabili i disagi, anche se la compagnia ha provveduto a far alloggiare in albergo i viaggiatori. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio di oggi. Ed ora il tempo, questo pazzo tempo, torna la neve sul Grappa. Vediamo. Il massiccio del Grappa proprio non ne vuole sapere di togliersi di dosso quel mantello bianco che divide l'inverno dalla bella stagione. E puntualmente, con la perturbazione quaresimale in transito anche sul Veneto, è arrivata la spolverata di qualche centimetro a Cima Grappa. Gli appassionati non si sono lasciati sfuggire l'occasione di godersi la nevicata dal rifugio Bassano con un divertente risvolto social. Siamo in diretta da Cima Grappa, dove la situazione è un po' al limite, anche se si alternano fasi di pioggia mista neve e a tratti neve anche abbastanza buona, però la temperatura appunto è leggermente positiva, siamo tra i più 0,5 e i più 1, quindi proprio al limite. Spulciando negli annali, comunque, una nevicata a metà aprile non è affatto rara sul Grappa e le previsioni annunciano altre fioccate nel fine settimana e nei giorni successivi. Resta il fatto che questa imbiancata non incide in alcun modo sul magro raccolto di precipitazioni nevose di un inverno molto avaro da questo punto di vista. Non ci rimane che scherzarci sopra. Bisogna dire comunque che avere neve per tutto l'inverno 2018-2019 non so io come caveremo. Col binocolo! Tra poco torna 20:10, questa sera si parlerà di resistenza, ospiti in studio Paolino Barbiero dello SPCGIL di Treviso e Irene Bolzon dell'Istresco. È tutto da Treviso per questa sera, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Quella di venerdì 12 aprile sarà una giornata ancora determinata da un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione possibile un po' dappertutto, ma generalmente di debole intensità.
Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, massime in ulteriore lieve calo, oscillanti tra 11 e 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso ma più asciutto, al mattino col passare delle ore non si esclude qualche rovescio, specie sui settori centro-meridionali. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni più probabili sui settori meridionali, più asciutto invece altrove. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime decisamente più fresche sui 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.